Bonus internet e PC da 500 euro per 400.000 famiglie in Italia con ISEE inferiori a 20.000 euro. Con questa formula il governo Conte consentirà ad una platea di famiglie italiane di poter ricevere un voucher di 500 euro da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di PC o tablet ed in uno sconto sul canone di abbonamento internet. È una misura importante che avvicina il web al tessuto sociale del paese e soprattutto in questa fase alle fasce più deboli che attraverso questo contributo possono rimanere al passo con i tempi. Gli interessati devono in pratica scegliere l'operatore di telecomunicazioni considerato più adatto alle proprie esigenze e collegarsi direttamente nei normali canali di vendita. La condizione è che venga sottoscritto un contratto di almeno un anno certificando di avere un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro. Basterà rivolgersi alla Infratel Italia, la società del Ministero dello Sviluppo Economico. Lo sconto sul servizio di internet può valere tra 200 e 400 euro, mentre quello sul personal computer o tablet può essere compreso tra i 100 ed i 300 euro. Le due operazioni devono essere fatte insieme. Il contributo, infatti, è concesso solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività. Non serve alcuna registrazione né è stato predisposto un click day. Il meccanismo è quello dello sconto diretto al momento dell'acquisto. Quello di oggi è un primo passo, arriveranno nei prossimi mesi i voucher per imprese e famiglie con ISEE fino a 50.000 euro, annuncia il governo tramite il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Manzella, evidenziando come si sta investendo parecchio sull'avanzamento della banda ultralarga e sulla naturale penetrazione nel tessuto sociale e nella vita delle imprese.